Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci perugine e soprattutto sono frasi sull'amore, ma l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne. Elena Cecchettin ha criticato duramente l'intervento del cast di Mare Fuori dal palco di Sanremo sul tema della violenza contro le donne. La sorella di Giulia condivide il post della scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha definito l'intervento dal palco dell'Ariston degli attori di Mare Fuori come un siparietto intriso di pink washing. Non è tardata ad arrivare la risposta di Amadeus: esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia e rispetto il suo parere, ma secondo me l'intervento di Mare Fuori è stato bello. Non sarà invitata sul palco e non la chiamerò. Chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare, ha aggiunto il conduttore del festival. Esattamente una settimana fa Elena Cecchettin aveva parlato dall'aula magna dell'Università di Padova per il conferimento alla laurea alla memoria di sua sorella. Durante l'inaugurazione dell'anno accademico, la rappresentante degli studenti, Emma Ruzzon, ha voluto ricordare le parole di Elena del Padreggino, rivolgendo un monito alle istituzioni che ancora non hanno messo in campo azioni concrete. Serve il coraggio di riconoscere il proprio ruolo di formazione di cittadini prima che di lavoratori specializzati. Alle istituzioni e alla politica all'ascolto dico: ci tocca constatare con grande rammarico che è stato deciso di ignorare il rumore delle piazze, ma dopo tutto questo dolore e dopo tutta questa rabbia non prendeteci in giro. Non si nasconda una colpevole inerzia dietro frasi di circostanza e superficiale interesse. Si cominci ad esempio rifinanziando a dovere i centri antiviolenza. Non vogliamo più doverci accompagnare una persona cara e sperare che ci sia abbastanza personale per poterla aiutare.